Vorrei ringraziare prima alcuni amici che si sono prestati a collaborare a questo grande spettacolo. Sono gli sponsor e vorrei che voi faceste un grande applauso a questi sponsor che ci aiutano tantissimo a realizzare questi spettacoli. Allora abbiamo la OAS Point, profumeria e altro, via Riva di Trento, telefono 53 97 837, piazza Bonomelli. Ed il Bagno, showroom in via Bazzini 34, angolo via Vallazze, Milano, telefono è lo 02 70 63 60 87, per alcuni qualsiasi momenti per i bagni, va bene? Impresa di pulizia Pot Clean di Santoro, via Sangro 31, Milano, telefono 28 29 639. Dopo abbiamo la Proto Arredamenti con esposizioni di vasto assortimento, Milano via Vespe Siciliane 51, telefono 48 95 43 78, Milano Corso Colombo 15, telefono 89 40 61 61. Le Radio Musica, Radio Phoenix, Radio Base. Adesso voglio presentarvi il primo cantante veramente eccezionale di questo spettacolo. Voglio darvi la biografia di questo artista, è Enzo Gioia, siciliano di nascita ma torinese d'adozione. Per avere vissuto e lavorato ormai da molti anni a Torino, stiamo parlando naturalmente di Enzo Gioia, conosciuto da molti come il perfetto sosia del più famoso Nino D'Angelo, e questo è vero, non solo fisicamente ma anche nell'interpretazione dei brani musicali. Infatti canta in napoletano solo nello stesso genere, preferibilmente musica degli anni 60. Tra le incisioni vanno ricordate La donna dell'amico mio, grande successo, e Ho scritto T'amo sulla sabbia, brani rivisitati in versione partenopea naturalmente. Inizia la carriera artistica giovanissimo sulle piazze di tutta Italia, teatri e feste locali. Esordisce finalmente su TV commerciale e nel finire degli anni 70 con un 45 giri dal titolo solo, Parole di Pietro Lanti, discografia Fremus di Gigi Reitano. Nel 79 partecipa con notevole successo al Cantipiamento, recentemente sta allargando i suoi orizzonti con una tournée in Germania, quindi grandissimo artista. La discografia Galleria Umberto I, ve la ricordate questo grande successo? Edizione Fremus, Non è soltanto un sogno, edizione DAC Record. Non me scedate, edizione DAC Record, disperatamente edizione More Record. Ed in mi mente uscita il meglio di Enzo Gioia. Per voi signore e signori, Enzo Gioia! Ciao, grazie. Io sono innamorato proprio della donna dell'amico mio. Tanto fumo mondo proprio della donna dell'amico mio. È proprio verità, l'amore va così. Guardo in faccia mai a nessuno mai. Sono innamorato proprio della donna dell'amico mio. Suoccia così bella, in tutta la mia vita l'ho vista mai. Non è grande ma tu è più vicino. Se tu conosci una donna così, non dite niente a lui, né a lui né a nessuno. Voglio dire al mondo che amo l'ognuno dell'amico mio. Non voglio dire al mondo che amo l'ognuno dell'amico mio. Ciao, buonasera a tutti. Grazie. Pubblico di Milano, siete calmi. Meglio che sto zitto e non suono più. Se
con un vero amico soffro in silenzio, non ci penso più. È proprio verità, lasciata io, vicino a te a felicità. Non dite niente a lui, né a lui né a nessuno. Io non voglio dire al mondo che amo voglio dell'amico mio. Io non voglio dire al mondo che amo voglio dell'amico mio. Grazie. Grazie, bene così, l'onore dell'amico mio. Ringrazio tantissimo tutti quanti voi che avete così collaborato a questo concerto. Ringrazio anche così i due, anche per te, sì, ok, anche per tutti voi. Ringrazio soprattutto i due organizzatori, Vittorio e Gianni. Un grosso applauso, forza. Per avermi ospitato qui. Soprattutto per avermi ospitato al grande artista Gianni Celeste, anche perché faccio scuola e pare. Ok, andiamo avanti subito con Io voglio andare al mare, dal mio album Non è soltanto un sogno, dedicato parte mia per voi. Forza insieme, tu! Oggi fa troppo caldo, che non resisti. Che fai? Scendi a un bacio, tra poco passo con la mia moto. Se vuoi, nessuno fa. Sti grattacieli sono tutti chiusi. I bar tengo sempre sete di te. Dai, non mi dire di no, io voglio andare a insieme a te e sotto sole d'amore brucerò un ombrellone nel cuore, metterò per tutti i baci di sale che fare, io voglio andare al mare, sai perché? Per fare il bagno al lago insieme a te, tra le tue braccia per sempre, negherei, io voglio andare al mare insieme a te. Forza andiamo a Montello, Per chi è siciliano, per chi è napoletano. Andiamo a Montello. Grazie. Giochi nell'acqua, pazze vacanze, con lui essere tempo, non è lontano, nell'aria resta un piano, una chitarra, canto d'amore, in riva al mare, un farò, è già notte, notte d'agosto, notte d'amore, fra noi io voglio andare al mare insieme a te e sotto sole d'amore brucerò un ombrellone nel cuore, metterò per questi baci di sale che fare, io voglio andare al mare, sai perché? Per fare il bagno al largo insieme a te, tra le tue braccia per sempre annegherei, io voglio andare al mare insieme a voi. Meglio in siciliano, Montello. Io voglio andare al mare insieme a te. Io voglio andare al mare insieme a te. Io voglio andare al mare insieme a te e sotto sole d'amore brucerò un ombrellone nel cuore, metterò. Grazie, grazie. Era così che io voglio andare al mare. Proseguiamo subito con un altro brano, sempre dall'album Non è soltanto un sogno, sono al quinto album, questo è il secondo album. Vai, non vi ricordo neanche più il titolo perché siete molto caldi come pubblico. Ti voglio bene. Uscire che stasera è senza lui,
e stelle ci brillano per noi. Che male che mi fai con sti parole, amando come a noi è così carnale. Cammino solo con i miei pensieri, mezza sta via non trovo pace. Quando l'amore va si è privato, non si può dire no, basta e fernuto. Ti voglio bene, sia vita mia, non me lasciare, stiamo ancora insieme. Ti voglio bene, per un capriccio, non può farmi st'amore così grande. Ti voglio bene, amore mio, se una cucina non io ti prego. Ti voglio bene, ti pensi sempre, così per me è così più importante. Ti voglio bene, così tutta vita mia, voi siete la mia vita. Vicino a me quella sera, tu non lo puoi sapere come si carica, rindasso per chi ne paura, non me lascia come lo faccia dire. Ti voglio bene, sia vita mia, non me lasciare, stiamo ancora insieme. Ti voglio bene, per un capriccio, non può finire st'amore così grande. Ti voglio bene, amore mio, se una cucina me io ti prego. Ti voglio bene, tu pensi sempre, così per me è così più importante. Vita mia, non me la sai, stiamo ancora insieme. Ti voglio bene, per un capriccio, ma per me st'amore così grande. Ti voglio bene, amore mio, se una cucina io ti prego. Ti voglio bene, tu pensi sempre, così per me è così più importante. Grazie, grazie. Grazie, grazie, siete molto buoni. Siete cerche, dedicate da parte mia per tutti quanti voi. Non si contento che sta amore, che sempre ogni istante darà sto cuore. Niente ha cercato, soltanto restare nato poco con te. Mi tratto come uno scemo, si può zitto zitto, te cerco un vaso, si può tutte cose da faccio, sono strane per te. Dimmi tu che vuoi. Spirito di pigliare, se ti chiamo tu non mi rispondi, se ti cerco. Quando nascondo io non ti trovo, a toccare dentro la scimore tutte sere. Il telefono non mi risponde, sta nervosa tutte le volte quando vengo a casa. Ora so bene che mi viene nato, fai tutto che sei solamente per mi far morire. Perché? Se dicevo, a nascondo io non ti trovo, tutte sere. Quante volte mi ricordo quando veniva amore ogni istante, che voglio tornare in quel momento,
insieme con te. Stai scordando quest'amore e tutti i momenti passati in bene e mi trascura chi mi fa male. O sai se tu si respiri tutto migliore, se ti chiamo tu non mi rispondi, se ti cerco tu nascosto e non ti trovo, tu tremendo nasce mare tutte sere. Telefono non mi risponde, sta nervosa tutte le volte guarda per la casa. Ora so bene che mo ti non nate e fai tutto questo solamente per mi fa morire. Perché? Se diceva, nascosto che io non ti trovo, tutte sere. Sta nervosa tutte le volte quando per la casa. Lo so bene che mi tira nata e fai tutto questo solamente come fa morire. Perché? Si diceva. Grazie. Grazie. Ed era così, si dice. Grazie. Grazie. Proviamo subito. Mi puoi staccare questa base? Scusate se parlo, scusa. Mi puoi staccare questa base e mettermi un'altra base? La collaborazione di una ragazza, è possibile? Dai, chi è che si presenta, su? Chi è che si presenta? Vuoi venire tu? Dai, devi solo guardarmi, dai, forza, vieni su, vieni, dai, non ti vergognare. Forza, un applauso per questa ragazza, vieni su, dai, vieni su. Dai, chi viene? Non possiamo iniziare, chi è? Dov'è? Via con la base, sottofondo, grazie. Cosa perché non sei più tu, dimmelo, non aspettare più, io ti posso ancora dare tanto, forse quello che vorresti tu, passerà la notte dentro te, ci sarò, anche se tu non ti lascerò guardare il vento, per paura che ti porti via. Non ti posso spezzo l'anima quando ti cerco e non nascondo a te. Non posso tu sei facile, ma io non vedo niente da vedere. Dove vai? E qui la vita più, senza lui io non so amare più. Io potrò cambiare, dammi
che non mani più. Non posso vedere come la gente se diventa fragile ogni parola che non fa perché si dice non ti perde più. Come devo ripetere un messaggio? E voi pensi che sia giustissimo sta vita regalasse a qualcuno? Che saggi? Non vogliono innamorati che non vogliono dare corretto. A te nessuno ti può somigliare. Tu sei unica, tu sei sola, mi sai capire, mi sai pigliare, mi sai pigliare. Ma così, fisica solo se mi guardo mi dà delle scrupoli più belle. E solo se mi guardo mi dice tante cose, e a me nessuno me la rinchiude la mano. Tu sei a speranze che mi hai avuto niente, che all'improvviso tiene tutte cose. Sì, tiene a te. Non ti posso bene. Grazie. Eccola qui. Grazie a lei. Graziosissimo. Grazie anche a voi. Grazie, guarda così, non ti posso bene. Grazie, è una cosa che... Grazie. Ok, adesso vi ho fatto ascoltare alcuni brani del mio secondo album. È Santa Rosolea, anche forza tutta l'Italia, perché l'Italia ci dà la forza di andare avanti, tutti i cantanti così come me, appena iniziati, da 5 anni, e quindi grazie a tutta l'Italia. Non solo Milano, Torino, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Messina, Bari, tutti quanti. Forza, un grosso applauso per Gemellaggio e continui sempre così. Mi scuso così artisticamente per le basi, saranno il prossimo mio gruppo e faremo un grande concerto, quindi un grosso applauso a voi che ci aiutate tantissimo. Bene, vorrei passare alcuni brani dell'ultimo mio album che porta per titolo Disperatamente. Disperatamente tu mi manchi, al momento che sei andata via, è un inferno addormentato ormai che sta vita mia. Ci venne non mi porti niente, io ti tengo sempre lentamente, ma tu che mi ha abbandonato amore, torna insieme a me. Disperatamente ti chiamo, disperatamente ti amo, disperatamente ti cerco piezza gente, per me tu sei importante e ti ritroverò senza via di uscita e
senza questa vita trovo di dolore per te a due mani. Dove sei? A te stai bene mio, a te stai, io ti ritroverò. A te stai bene mio, sì, ti ritroverò. Da notte vado e poi passato ci siamo amati, hai ucciso tutti i nostri sogni ma non ora sei disperatamente ti chiamo, disperatamente ti amo, cerco questa gente, per me tu sei importante e ti ritroverò senza via di uscita e senza questa vita muoio di dolore per te anima mia. Dove sei? A tu stai bene mio, a tu stai, io ti ritroverò. A tu stai, disperatamente dal mio ultimo album. Dove sei? A tu stai bene mio, dove sei? Io ti ritroverò. Dove sei? A tu stai bene mio, dove sei? Grazie, grazie. Mi stacchi un attimo la base. Bene, ed era così disperatamente, questa è una canzone. Alzami la base, grazie. Su, prendi te. Non posso stare, non te lascia dire. Tu sei la donna dei miei sogni, nessuna più bella di te, l'anima mia la seppelli, a tu ci non vai morire, amore, svegliami da questo dolore, staccami queste cuore, svegliami da questo sogno, ho tomato un asciugo, tu sei per me a felicità, tu per io voglio stare. Ma trovo tu, per sempre ti seguirò, sei bellissima, dovrebbe primavera e sei bellissima, quando si fa sera sei dolcissima, come vuoi dare sai, ne fatta sciva, ne fatta innamorare, sei bellissima, pure quando stessi rimane impiegabile, sei bellissima, mi esegui tutto girare e ti desiderano, Madonna quando sei bello, quando sei bello, vai, sei bellissima. Porta su, con le mani perché è il finale, forza, dai! Io non riesco a vivere e cerco di convincere l'odio e tu bene sulla me, tu sei la donna dei miei sogni, nessuna più bella di te, stanno mia la seppia.
mi fai morire, sei bellissima, pure sempre primavera e sei bellissima, come quando si fa sera sei dolcissima, con quelle tue carezze sai mi hai fatta schifazza, mi ha fatta innamorare, sei bellissima, mi piace pure quando sti più bella, questi panni impiegabili, sei bellissima, niente più tutto si gira netti che si derano, Maronna quanto sì, bella, vai, grazie, ciao per avermi ospitato, arrivederci a presto, grazie a tutti quanti, grazie. Enzo Gioia! La biografia dava ragione a questo grande artista, meritatissimo al Ciacchi di Milano, Enzo Gioia. Facciamo un altro grande applauso. Adesso andiamo avanti con lo spettacolo. Saluto tutti gli amici che sono venuti qui alla sala e a tutti voi che ci seguite veramente con cuore. Voglio ricordarvi sempre gli sponsor, 10 minuti prima di entrare in scena con la sua spalla, diciamo, che è Luisa Donnina, e sono veramente eccezionali. Ve ne voglio presentare Luisa Donnina e Mario Show con un grande applauso. Tu la devi smettere in questa casa nostra che me la stai disgraziando. Ehi, dovete sapere che a casa mia ci stanno 7 figli che mi chiamano papà e non sono figli a me. No, te lo dico. Non ha Luca, perché io ne conosco pure la provenienza, ne conosco. Sì, la provenienza. Sì, come no? Sentiamo, dai. Te lo dico. Il primo è figlio al padrone di casa e il secondo è figlio a Don Procopio Salumiere. Chi lo tiene un salame in faccia? Quelli c'ha proprio lo stampero Salumiere. Sì, lo stampo, adesso tengono pure lo stampo. Sì, no, te lo dico io. Il primo è figlio al padrone di casa e il secondo è figlio a Don Procopio o Salumiere. Ma te non sai niente, parli. E parla tu allora, come non so niente? Perché che è successo? Fammi sentire. Scusami un attimo, tu dici che... Il primo è figlio al padrone di casa e il secondo è figlio a Don Procopio o Salumiere. Ma cosa dici? Ma se il secondo è figlio al padrone di casa e il primo è figlio al salumiere... Cazzo, quando è così lo metto lì! No, e allora tieni ragione tu! Ma per il terzo non puoi cambiare! Sentiamo, sì, dai, Denà Tintarella è figlia a quel maggiore australiano che ti faceva la coppa durante il periodo balneare! Stai zitto per favore, ma se in quel periodo io frequentavo una tribù di indiani del Congo, come Ma fai forse adesso? passano mi hai fatto conoscere pure dai Zulu, mi hai fatto conoscere! Ma tu guarda sta disgrazia! E così mi hai fatto con il quarto, il quinto e il sesto! Ma che è la schifezza di settimo, che è una vergogna, io quando lo incontro di notte mi spavento da solo, a chi è figlio quello? Tu! A Sapavaronna, almeno uno è figlio mio! Io proprio tuo non direi! E chi è questo che si è preoccupato di darmi una mano? Non ho capito bene! Guarda, cagati per favore! Sì, io so calmo! In quel periodo frequentavo un autista della nettezza urbana. L'unico figlio che credevo fosse mio, ma viene a dire che appartiene alla spazzatura! Guarda che disgrazia! Ma roba da matti con te! Certo! Scusa, Sì. Adesso che hai detto tutti i fatti nostri Almeno l'hanno saputo! l'hanno saputo! Adesso di pure come ti chiami, tanto che ci sei! E io mica tengo problema a te! Io mi chiamo Cetrullo Pasquale! Pasquale Cetrullo! No, signore! Hai capito malamente? Io mi chiamo Cetrullo Pasquale! Scusa, che ho detto io, Pasquale Cetrullo, non è lo stesso! No, manco per niente è lo stesso! Cosa? No, e te lo spiego io perché non è lo stesso! Perché? Perché come dico
dico io, vai oggi tu l'annanzi e Pasquale a Re. Come dici tu, vai Pasquale annanzi e oggi tu l'annanzi. E poi tutta la tua famiglia mi state rovinzellando. A te. Sì, se io piglio tuo padre, dov'è Donnina? Dov'è Donnina? Giovanni Donnina. Sì, adesso sentiamo cosa ha da dire, Io per faccio un favore. su in macellificio, lo Cosa? distruggo, lo stendo, lo snaso, lo strembolo, lo rovino perché mi ha offeso. Oh, Sì. questo perché l'ha offeso? Sicuro, mi ha fatto la più grande offesa del Mio mondo. padre, un gentiluomo, ha offeso te. Ha offeso me, perché a me non mi può offendere, ma mi ha offeso. Mio padre, un Sì, gentiluomo, sì. una persona per bene, ha offeso Sì, te. io mi traballavo di là per traslocarmi di qua, lui passava di là e mi ha fatto miau. A me. Adesso miau per te è un'offesa, ma Per la per miseria, favore. miau è la più grande offesa che un uomo possa ricevere. Adesso miau è la più grande offesa. Sì, e miau chi lo fa? Il gatto, Il gatto cosa mangia? i topi, I topi cosa mangiano? il formaggio, Il formaggio con cosa si fa? il latte, Il latte chi lo fa? la mucca, Come si chiama il marito della mucca? toro, Cosa c'ha in testa il toro? il Uica mi ha chiamato adesso è logico che con questo giro di parole qualsiasi cosa detta sia un'offesa, scusa un attimo, Siete arrivati bene, si lascia sciogliere. Perché non facciamo quei giochettini che facciamo dentro casa? Dai, vediamo. Quelli che ti piacciono a fare a te dentro. Perché t'ho visto a proposito di figli, t'ho visto prima che guardavi Franco Gioia, non è che ci mettiamo un gioietto dentro casa, no? Perché ho visto che te lo guardavi prima là di dietro. Oh sì, quei giochettini che facciamo dentro casa, quelle frasi in rime, te li ricordi? Sì. Caspita, sì che me ne ricordo, fortissimo. Fammi un provolone, una multatella. E come si dice? Provino! E fammi un provolino, fammi qualche cosa, che io non mi ricordo. Dai, Come dai. sono? Allora, la gara, Sì, no, questa non è la gara, è un provolino. Sì. Provino! Vabbè, quella roba lì. Allora, al chiaror di quelle stelle, studiavo con le tue sorelle. Questo è già stelle sorelle. Certo. Senti se ho capito, dopo facciamo la gara. Al chiaror di quella luna, io stavo con questo. Al chiaror di quella luna io stavo con tue sorelle. No. La rima? Ma se al chiaror di quella luna io stavo con tue sorelle. E dov'è, scusa? Ma dov'è che cosa? È la rima! Beh, ma la rima non c'è. No! E tua sorella sì però. Sì, trapanati, signora Maria, dove è stata la signora Maria nostra? Allora ascoltami bene. Ascolta, perché sei gonfie qua? Hai fatto un soldato? Senti un attimino, adesso facciamo la gara. Chi prende più applausi vince la gara. Chi dice la più Ma bella vinco frase in io rima. tanto. Non ci capisco. Sono Perché? brava io, non so, vabbè. Perché hai soffiato la gallina azzurri che devi non si asciutta che devi vincere per forza tu. Vogliamo sentire? A parte che con quella carrozzeria scaraventolata. Certo, tu non hai proprio speranze con quella carrozzeria. Che te ne pensi vai a Nancy. E poi devi sapere che con la pancia quando avviene il quick fa da sospensione. Quindi serve a qualche cosa, panciuti, fatevi sentire. Allora, chi prende più applausi, chi fa la rima più bella vince la gara. Ok, vai, inizio io. Io faccio il cavallo, mi metto da parte e vado avanti tu. Inizio io con la rima. Allora, vado al mare. A che me ne fotta a me? Dici la tua Aspetta un rima. attimo, per favore. Allora, devo concentrare. Vado al mare, vado a pescare, O pesce. pesco delle triglie, dove l'acqua mi arriva le caviglie. Triglie e caviglie, una bella rima, bravo, bravo. Adesso tocchiamo a me. Dai. Vado al mare. Sì. Eh? Dove vai tu? Io non ti ho mica visto al Ah, perché mare. faccio schifo, non posso andare al mare. Ma io non ti ho visto al mare. Ma perché io stavo nell'altra sponda? Ah già, io verso. Allora, ognuno va nella sponda su. Tu appartieni a che lato sponda? Ma io appartengo a quell'altro. Vabbè, dai. Sei una ricchiongella. Allora, vado al... Perché mi guardi sta? No, io sto aspettando la
mare, pesco degli storioni dove l'acqua mi arriva. Tu mi devi dire, quando hai detto la tua rima, io ti ho tappato qualche buco. No, E allora perché tu me lo tappi? Mi devi lasciare dire la mia... tua, te la vedi tu con loro. Slavati, ce la vediamo. Slavati. tua. Vai a lavarti là. Ce la vediamo io e noi. Hai capito? Vai, vai. Ti sei fatto il bagnetto stamattina? Aspetta, tu l'hai fatto. Se no tu facci. Tu l'hai fatto. È un bagno. Per me ci vogliono i pompieri per lavare. Ma ti scordate pure come si fa. Non senti? Vado al mare, senti se non c'è la rima. Sento. Vado a pescare, pesco degli storioni dove l'acqua mi arriva alle ginocchia. Dov'è? Che cosa? E la rima, dov'è? Non c'è. Non c'è E non è mica colpa mia, perché quel giorno al mare c'era la bassa marea. Ti lascio con... Oddio, con lui. Oddio, ma lasciate così, sto povero disgraziato. Vieni qua, voglio un applauso. A me niente, lasciatemi. Abbiamo provato 3 minuti qua sotto in una pistola. Bravi Luisa tutti e Donnina, due. eccola qua. Sì, che bella serata, veramente stupenda questa serata. Io vorrei ringraziare veramente con tutto il cuore Donnina per aver organizzato questa bellissima serata insieme a Gaetano di Radio Musica, a Vittorio di Radio Fenic, personaggi stupendi, grandissimi. E ragazzi, prima due barzellettine, però ci sono i diritti d'autore. Pensate che questa è di Giuseppe Loiacono, per cui l'ha scritta lui, i diritti d'autore sono i suoi, quindi è tutto suo. Me l'ha detta lui, l'ha scritta e me l'ha detto, me la dice a favore, eccola qua. Io ve la dico. Poi pensate un attimino, ci Stefano Vicchiarile che tutti i giorni andava a comprare un'amichetta, senza ridere, vecchiettino però, tutti i giorni andava da prestinato. Dammi quella solita amichettina, e gli dava l'amichettina. Allora a un certo punto il giorno dopo, dammi il mio solito panino, incontro un amico, o sai che sono chiudato dottore, mi ha detto che se tutti i giorni ci facciamo una bella mangiata di pane, tanto pane fresco ci viene duro. Questa arriva dal suo, sì, questa qui è vera, arriva dal suo prestinaio la mattina e dice, Pascal, oggi mi era un chilo di pane, non un'amichetta, è il prestinaio, ma lascia stare che dopo ti diventa duro. Allora è vero il fatto, dammi il chilo. È molto bella. Questa qua è siciliana, me l'ha detto un mio amico, sì, questa qua è molto bella, a me piace. Allora c'è il papà che dice al figlio la mattina, figlio, io stai andando a travagliare, ma raccomando alla mamma, non devi uscire da casa, non si deve muovere da casa. Papà tranquillo, vai a travagliare, alla mamma ci penso io. La sera rientra, figlio, papà tutto tranquillo, la mamma non si è mossa da casa, solo che verso le 4 la mamma voleva andare da Dio. Mezzica da Dio, figlio mio. E che come facevo? Papà, ho sentito la mamma in camera da letto che gridava, Dio vengo, sto arrivando, arrivo. Ho aperto la camera da letto e meno male che sopra c'era lo zio Pasquale che la teneva, se no se ne andava in paradiso la mamma. Siete molto buoni, grazie. Sì, veramente. Sì, voleva andare da Dio. Sì, poi c'è quell'altro che parte per l'America. Lascia la moglie in una baracca, sì, la lascia proprio. Stava là dicendo non ce la faccio più moglie, io me ne vado per l'America, ognuno per la sua fortuna, vedi cosa possiamo fare. Questo fa un po' di soldi, ritorna dopo 20 anni e arriva lì in quella misera baracca dove ha lasciato la moglie e dice, e vede la vicina di casa, come Rassundina. E non vedo più mia moglie Cammalina qua nella baracca, è tutta abbandonata, non va a badare. Dice, no, Cammalina, io non abita più qua, Cammalina. Ora abita in quel palazzo a 8 piani di fronte. Mezzica, Cammalina in quel palazzo a 8 piani di fronte. E che fa? Pottenaio? Ah, pottenaio. Padrona, padrona. E che fu cinquina? E che fu quatenna? E che fu tenno? Fu tenno, si è accattato questo palazzo. Si è accattato tutto il palazzo. Sì, e poi
Scusa Vittorio, ho tempo, ho ancora un po' di tempo, io ce le voglio bene perché sono bellissimi, quindi questo spettacolo è stupendo, io vorrei non finirlo mai. No! La disgrazia, sì, no, che poi il fatto delle barzellette sono bellissime, le vorrei abbinare queste due. C'è autocritica, io sono napoletano, no? C'è il napoletano, pensate un attimino, che arriva dentro casa, trova la moglie a letto con l'amante. Carmen, pozze passare guai nel nostro nido d'amore, Carmen ti spacca, ti stridolo, ti rovino, tu non le viva fa, nel nostro nido d'amore è buttata nata. Candidamente la Carmelina dice, Pasca, non a Luca, prendi lo sgabello, siediti all'angolino e impara come si fa. Come quell'altro mio amico siciliano che arriva a casa, trova la moglie con la mano, disgraziato, è proprio dentro casa lo doveva fare, ma io ora perché lo pare da spezzo, da affetto, da faccio a fettina, da faccio a pezzettino, da l'oggi non ti devo preoccupare, non mi deve fare niente, fu un piccolo paccato di canne e io che ti davo verdura tutti i giorni. Abbiamo abbinato un po' le sue cose, come c'è il milanese, scusate il mio milanese che dice, stasera arriva a casa, ciappi la mia donna, la mia vignomenta la strai sul tavolo da cucina che salti addosso e la voglio stritolare sulla cucina. Arriva dentro casa, trova la moglie stesa sulla cucina con l'amante sopra la cucina. Porco Dio, che pensa prima di te. Succedono queste cose. Quando io sono venuto a fare il militare, ragazzi, sì, sono partito da quel mio piccolo paesello, sto disgraziato di paesello. Essere ignorante è un diritto di tutti, io ne ho approfittato un momentino. Sa, al mio paesello si sentiva parlare di sandwich, panino, un sandwich. Io la prima volta che sono stato in Coppa 3 sono venuto a fu militare a Milano. Allora con sto valigione, con sta corda, riddo valigione ci stavano un paio di mutande scassate, giusto per portare la valigia pure. Arrivo in Coppa 3 vedo scritto io ci pensate, sandwich, mi ricordate, avete ci stiamo fatto apposta allora. E comunque mi sono intrufolato nell'introito dell'introduzione, ho chiuso la porta e sono rimasto lì, non ho pagato il biglietto fino a Milano. E pensate un attimino che per riempire, poi andiamo avanti, è una storia bellissima, poi vi annoio, posso andare avanti, no? Allora, poi perché è una storia bellissima, è una storia vera poi fra l'altro. Allora, venendo su io ho passato il mio viaggio da Napoli a Milano, il primo, proprio nella toilette. Allora ho cercato di captare come fa il treno quando viene su. Allora pressa poco, io a debita distanza sempre da quella tazzulella, però ho ascoltato e secondo il mio modesto parere fa così. Se fa così alla fine mi fate un piccolo applauso, se non fa così mi fa tu stesso, il prezzo è sempre io, non preoccupate. Secondo me fa così perché io così l'ho sentito. E in partenza, mi alzi un po' l'ego, grazie, appena un po', grazie. Allora è in partenza dal terzo binario il direttissimo per Milano. Scenda a Milano, mi vengono a prendere con sto cane davanti a sto casermone, ragazzi miei, e appena sto valigione arriva davanti a sto casermone e innanzi al casermone c'è uno che ancora un capello teneva disegnato, fettuccine, tagliatelle, spaghetti, a girare, chi sta adesso il direttore un pastificio che tiene un campionario e la pasta in coppo capello. Mi sono introdotto nell'introito dell'introduzione, manca cervata là dentro, subito uno disgraziato a gridare, attenti, chi è stato, che è successo, c'è scoppiata la guerra. Non è che figlia a casa, non è che è successo? No, cretino, vieni vicino a me. Quando io dico attenti, tu ti devi mettere mente in alto, petti in fuori e il pollice sulla riga del pantalone. Poi gli ho detto, compa, vieni qua. Guarda che io pulce sulla riga del pantalone non ne tengo, e poi guarda, e lui mi ha detto, ignorantone, io per pollice intendevo questo, e parlo l'italiano, ho detto io, di tone, mica pollice, non ho capito, ma come parlate qua a Milano, non ho capito. Allora ci hanno messo in fila, avanti, marcia, dietro, front, chi è quel cretino che ha girato il corpo e non ha girato i piedi? Ha detto comandante, voi non mi dovete dire niente, guardate che la colpa è devo furire, io ho già girato tutte cose, quelle le scarpe erano numero 75 e sono rimaste a punta che la parte, non ho capito, questo mi mette, marito a me, tu a me pari un po' spiritoso, ma allora che mi fa? Allora sì, tu mi devi spiegare il senso della parola agglomeramento, ma che vuoi mi sta a me? Agglomera che cosa? Come andava? Sì, agglomeramento, no mica mi conoscevo quando ero ignorante, facevo Mario, agglomeramento. Agglomeramento, voi comandate, capito? Voi chiesto come ho chiamata? Agglomeramento, noi a Napoli lo chiamavamo prurite e mazza, non ho capito, scusa. Poi
sì, poi vicino a me ci sta un altro, cioè tu di dove sei? E mi sono veneziano di Venezia, sul capitano. Perché ci sono i veneziani che non sono di Venezia? Che sono tanti veneziani che non sono di Venezia, sul capitano. Bravo, tu ti trovi notte tempo, ti guardi alla polveriera, vedi un'ombra che si avvicina e tu cosa fai? E mica dici chi va là sul capitano, bravo, l'ombra viene ancora avanti, tu cosa fai? E mica dici alto là sul capitano, bravo, l'ombra viene ancora avanti, tu cosa fai? E mi giri il fucile, sul capitano che vuoi incontro col fucile, bravo, ma mentre vai scivoli e caschi per terra, cosa fai? E mi tiri fuori la baionetta sul capitano che vuoi incontro con la baionetta. E mentre tiri la baionetta arrugginita non viene fuori dal forte, tu cosa fai? Ma dove cos'è? Ma non ho capito, ma non sono mica un disgraziato, ma è capitato tutto a me, sul capitano, ma perché mi hai preso? Chiamo un'altra e tu facciamo tutta la vita. E tu di dove sei? Sono di Caneus. Di dove? Di dove? Sono di Caneus. Bella roba. E se non ti piace placcage, che te la fai, la cosa. Senti, perché c'hai tutta la divisa sporca di fango? O signorei, vedi la colpa nell'anima. Io sono uscito alla lavanderia, sono uscito a pigliare il cannistro del signor Sargento. E da un mese la cazzo ci stava una quazza. La pozzanghera, la produzione simultanea. Davano nella cavada. La cavada in mezzo alla quazza. Signor capitano, quanto quazza dato? Quanto quazza data? E ma non quanto quazza dato tutto in gotto, capitano? Questa. Allora, finisco il militare, esco fuori dal militare e trovo la signora. Ecco, amore mio! Perché che non ci va a trovare, no? Senti, io ti sto aspettando, tu sei l'uomo dei miei sogni, sei l'uomo della mia vita. Non mi mica guaiato. Mi porta a casa, io poi un po' sprovveduto. Poi, insomma, aveva 20 anni più di me. 20 anni più di me, però era ben messa. Io me ne sono innamorata, Ambre Sambette, me la fame. Me ne sono innamorata, Ambre Sambette. Insomma, ci siamo sposati. Andiamo a dire il fatidico sì, ritorniamo a casa e lei mi dice: amore, ti presento nostra figlia, una spendolona di 20 anni. Come ancora c'è mai a cuccare, già tengo una figlia. Non ho capito, ma per telefono sto fatto qua. No, dice, questa è una figlia che io avevo, ma adesso automaticamente è tua figlia. Automaticamente davvero ha portato il mio cognome, è diventata proprio mia figlia a tutti gli effetti. Mentre una sera stavamo cenando così tranquillamente, arriva mio padre. Siccome mio padre è ben messo, un ometto che se li porta ancora bene, si siede di fronte a mia figlia, si guardavano rinte e palle l'occhio. Mio papà guardava mia figlia guardava mio papà. Si guardavano tutti e due, hanno simpatizzato. Dalla simpatia si sono innamorati, dall'innamoramento, pensate un attimino, si sono sposati, mia figlia e mio papà. Da questo matrimonio, ve lo lascio immaginare a voi, ne è venuto al mondo un bambino. Questo bambino è mio fratello perché è figlio a mio papà e mio nipote perché è figlio a mia figlia. Mio papà non è più mio papà, avendo sposato mia figlia è diventato mio genero. Mia figlia non è più mia figlia, avendo sposato mio papà è diventata mia mamma. Mia moglie non è più mia moglie, essendo la suocera di mio papà è diventata mia nonna. Non riesco più a capire che schifezzi di parente sono io nella mia famiglia. Grazie. Con questo io con un bacione grande vi lascio, ringrazio Vittorio, ringrazio Donnina, ringrazio voi e cordialmente alla prossima volta e grazie e vi lascio dopo con questo grande artista, grande che è Gianni Celeste, lo dico solo perché volevo dirlo. Grazie, vi voglio bene, ciao! Voi conoscete e ve li voglio presentare, sono personaggi radiofonici. Vi voglio presentare qui Gaetano Risi di Radio Musica, un applauso. Dopo Gino di Radio Base e Sergio Pinazzi, sei in pubblico di Radio Phoenix. Dopo abbiamo un carissimo amico che ci è venuto a trovare da Torino ed è un grandissimo organizzatore, un personaggio veramente famoso a Torino ed è Mimmo Mancino. Facciamo un grande applauso, carissimo amico. Ciao a tutti, siete veramente stupendi, che bel pubblico, bravi, grazie dell'applauso. Allora Gaetano, tu c'hai tantissimi tuoi radioascoltatori, li vuoi salutare? Beh, il minimo che posso fare, visto che siete tutti qua, vi faccio un applauso a voi. Io vi ringrazio di essere presenti perché con questa vostra presenza naturalmente ci invogliate a fare ancora più cose e vedete che a settembre ne faremo molte di più di queste cose, però stateci vicini, mi raccomando, ok? Ciao a tutti, grazie, vi lascio con Vittorio. Ciao. Grazie Gaetano Risi, a Mimmo Mancino.
C'avevamo anche Sergio Pinazzi di Radio Fenix, però non lo vedo, vuol dire che non c'è. E Gino di Radio Base. Il suo ultimo film, Vite Perdute, e con grande onore di presentarvi Gianni Celeste! Buonasera a tutti, grazie. Dunque io prima di andare avanti con lo spettacolo volevo ringraziare gli organizzatori di questo spettacolo. Forza un grosso applauso! E poi naturalmente tutti quanti voi per essere intervenuti. Un grazie a tutte le radio libere che hanno fatto la pubblicità. Forza un applauso! Grazie. Questo mezzo parla che lascio
Mi dicevo che di a te non studierò migliorerò. Volevamo sapere e vivere insieme a te. Volevamo che voleva veramente non era rimasto una conosciuta me nascevo di soltanto ma crescevo insieme a lui ogni cosa insieme a Dio ma sempre proprio niente se questo mese che meglio non sai dove vuoi tu dammi solo Gianni, non ti sento buono! Mi dicono che non ti sente bene, vedi se puoi regolare bene. Sì, prova, sì. Ok? Senti, se cortesemente mi abbassi poco poco la tastiera. Forse non potremmo, non sarai chiamato, forse già domani ti ho confessato che sono giorni che non vivo
più, aspetto, 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 aspetto. Forse non è contento perché non arrivato, mentre io faccio di volta non ho forse dallo stesso che stai passando, quelle belle vacanze che promesso a te. Aspetta, ora si mangia vuole non so cosa fare se non hai ma speranza basta, ma ora nel filo del Cristo mi fa star male, come vorrei poterti abbracciare sulla nostra spiaggia, senza giusto l'amore che si batte sopra perché c'è stato un
Se tu mi chiedi di volare non ci penso su, ma se non ti faccio per volare sono curioso. Tu faccio veramente non rimane, perché voglio vedere le tue tengo solo una paura di te, la ora sangue mi stazione, tengo solo questa paura di te, quello che voglio per te. Grazie. Senti, Allora, senti, scusa.
Quando ci capite ho fatto di tutto pure Just
Grazie. Ok, vi accontenterò.
avrà. Questa non è nessuno come sabato, questa voglia la mano non ce la faccio più, le mani del tuo solo mi accompagnano tu, ma piace. Mi ispirano le mura e le immaginazioni, non mi avete morte da quante emozioni, ti credo non sta facile con mano amore, ma piace, mi piace, mi La veglia fagioletto, la scena del sudore, come ha fatto l'amore, tu pensato al pudore, per niente di casetto, non pensa passaggente, che lascia stare tutto, non è soltanto urgente. Questa non è la sera con questa mano, questa non è male, non ce la faccio più, le mani del tuo solo mi accompagnano, ma piace. Ma se non ho ragione senza spiegazione, non mi capisco molto se quante emozioni, ti vedo non so faccio con mano mamma, ma piace, ma piace. Questa non ho ragione senza spiegazione, ma ti capisco molto se quante emozioni, ti vedo non so faccio con mano mamma, ma piace, ma piace, ma Grazie, grazie. A questo punto voglio presentarvi il mio gruppo. Alla batteria Luciano Calì, l'applauso. Grazie. Alla chitarra Augusto Regolese. Al basso Gianni Consiglio. Alle tastiere Pino Di Tua. Grazie. A questo punto voglio rispolverare qualche brano di successo dei miei album precedenti e spero che siano di vostro gradimento.
intorno a me mentre muore legate sto morendo dentro me ma perché come lo segno ogni giorno e lo seguono con me a non saperci non va come se ne suona ma sono attaccata a te profondamente sono innamorata di te eternamente ma sono lontana di Dio sole non basta che cosa non è a morire insieme a me sono innamorata di te vuole sto cuore ma sono attaccata a te mamma non ti stai che volete io muore di ragazza ma seguo trovate che mi prepara la cena ma saluto come ma sempre quando per me tu mi guarda la noce muore già sono assato innamorata di te mentre mangio tutto una pensiero innamora mia da stregno di te come morte di testa di te e ci mettiamo senza vergogna com'è bella amarsi già sapevo che io mi s'amore la montagna ma nessuno può fare sognare perché già lo tempo di e nessuno
Sei come un zoccolo! Adesso voglio cantarvi un brano del mio ultimo lavoro. Il brano si intitola Per sempre io e te. Cantare
Grazie, come stiamo te? Grazie. Adesso voglio cantarvi un brano. Sì, era il mio ultimo lavoro. Gianni! Un brano che puoi dedicare a tutte le donne. Un uomo vero. Grazie per essere intervenuti e spero ci sarà un'altra volta. Perder
sempre con il suo primo intervento a Milano, veramente un grande successo, lo chiamiamo qui ancora sul palco, un grande applauso, questo grande artista, il pubblico di Milano lo ama veramente, e questo arriverà ancora qui, no Gianni? Veramente sono emozionatissimo perché non speravo di trovare un pubblico così caloroso, grazie, siete grandi veramente, grazie. Grazie. Grazie a Gianni Celeste e al grande contributo di questa grande orchestra, facciamo un grande applauso, veramente eccezionale, un gruppo veramente favoloso, eccezionale. Adesso vorrei chiamare qui anche Enzo Gioia, Lorenzo Gioia, Enzo Gioia per noi, veramente eccezionale anche lui. Con tanti pezzi, faremo anche un grande concerto con Enzo Gioia con questo gruppo. Vorrei chiamare tutti coloro che hanno partecipato a questo bellissimo spettacolo. Ringraziamo i tecnici dell'audio, ringraziamo Matteo Gulino alle luci, Bellina alla camera, Giuseppe Loiacono. Dopo vorrei chiamare qui sul palco un grandissimo mio collaboratore anche, ed è Sergio Pinazzi. Prima non c'era, lo facciamo un grande applauso al mio carissimo collaboratore Sergio Pinazzi di Radio Fenix, poi Gino di Radio Base,